tornati con noi, siamo in diretta con i nostri ospiti per intraprendere una bellissima e una straordinaria avventura. E tra l'altro veramente alla portata dietro casa nostra. Tante volte ci sono dei territori stupendi che sono tutti da scoprire, da degustare, da esplorare, da respirare, non ce ne rendiamo conto, eppure sono così vicini. Ma come conoscerli? Quali sono le opportunità che possono essere offerte? Ci sono dei progetti molto importanti che hanno anche dei finanziamenti, per fortuna, da parte dell'Europa, dove l'attività rurale del territorio, la campagna, si apre, e anche le vie fluviali, alla scoperta turistica, quindi un mix molto interessante. Artefici di questo sono i gruppi di azione locale, i cosiddetti GAL, che adesso vi spieghiamo bene di che cosa si tratta, che ci aiutano creando degli eventi, dei mix particolari, a farli assaporare al meglio ai visitatori curiosi. Siccome tantissimi sono curiosi, però non sanno dove ricevere questi input, queste informazioni, noi ve le portiamo attraverso i protagonisti. Allora, ben arrivato il presidente del GAL Antico Dogado, Jacopo Giraldo. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Poi ci racconterà bene che cos'è il GAL Antico Dogado, un nome anche affascinante. Anna Indri Raselli, che è una chef, ci supporta perché scoperta ma anche degustazione del territorio. Il territorio veneto offre tantissime opportunità anche di prodotti locali che possono essere ben rielaborati, lo vedremo anche come, ed essere delle vere e proprie chicche per apprendere meglio una cultura che va tramandata e non va persa. E vedremo certo come anche i termini. E poi, perché no, in tutto questo ci sta anche il piacere della battuta, il divertimento, insomma chi sa interpretare al meglio questo territorio. E quindi Filippo Borille, autore e attore comico, grazie di essere qui con noi. Grazie Elena. Speriamo buongiorno. Che almeno un socio possa raggiungerti in corso d'opera. Marco Zuino, lo attendiamo, un altro attore anche lui, del gruppo, diciamo, del trio che l'unico duo che è un trio, Marco e Pippo. Marco e Pippo, esatto. Sì, esatto, siamo un po' complicati ma ce la faremo a spiegarci. Benissimo, perché in questo ci sta anche la verve comica, certo, che è importantissima, e di interpretazione. Insomma, un progetto molto interessante e stimolante. Noi vedremo anche delle fotografie che ci aiuteranno a capire di che cosa si tratta. Presidente, ci spieghi un attimo cos'è questo progetto, questo GAL, a chi si indirizza, cosa volete fare, qual è la mission? Allora, i GAL sono nati perché esiste il piano di sviluppo rurale. All'interno del piano di sviluppo rurale c'è una parte delle risorse. Nella programmazione 2007-2013 era circa il 10%, il quale risorse hanno lo scopo, praticamente sono risorse dell'asse leader, e hanno lo scopo di valorizzare quello che è il territorio rurale nelle sue 1000 sfaccettature. I gruppi di azione locale si sono sviluppati in funzione di questi bandi dati dalla Regione, sono delle associazioni. Sono associazioni riconosciute dalla Regione. Quanti sono circa? Noi abbiamo 14 GAL nel Veneto e a Venezia ne abbiamo 2, noi siamo uno dei 2 perché noi siamo il GAL dell'Antico Dogado e abbiamo la zona di Chioggia, quindi la zona di qua, la zona invece dell'Alta Veneziana è il Vegal, che quindi è l'altra zona che gestisce, dopo ci sono gli altri GAL all'interno del territorio. Questi finanziamenti sono stati poi messi a bando e hanno avuto diversi tipi di attività. Diciamo che noi abbiamo chiuso la programmazione in questo momento, quindi siamo proprio a fine, perché 2014-2020 c'è un'ulteriore programmazione, sta ritornando il PSR in questo momento da Bruxelles con le osservazioni, quindi avremo i bandi nuovi per il prossimo anno. In questa programmazione noi abbiamo cercato in tutte le maniere di valorizzare quello che è un territorio rurale, con degli interventi che sono stati interventi fatti a livello di enti comunali, fatti anche a livello di privati singoli, fatti direttamente in gestione come questo che presenteremo anche oggi, che è il Tour River, e sono praticamente gli interventi che hanno lo scopo molto importante di avvicinare quelle che sono le persone che sono da fuori, che quindi conoscono, ricordavo anche ieri quando eravamo nella barca, territori come Venezia, come Chioggia, ma non riescono a conoscere bene quello che è l'entroterra, dove l'entroterra invece sa offrire talmente tante cose. Una per tutte, se noi andiamo a vedere quella che è la Riviera del Brenta, abbiamo una realtà storica, una realtà di ville e di paesaggio che è invidiato a tutto il mondo. Del resto, come facevamo ieri, la laguna veneziana è un altro di quei territori unico al mondo
mondo che tutti ci invidiano, che scoprirlo è soltanto un ambiente naturalistico fantastico, credo che si debba soltanto che navigare. Questo è lo scopo del GAL. Ecco, lei parlava, scusi, la interrompo ogni tanto proprio per raccontare meglio. Ha parlato di interventi, no? Cosa vuol dire interventi? Cioè qui non stiamo parlando soltanto di organizzazione, di percorsi, ma di costruire qualcosa, recuperare qualcosa, quindi interventi sul territorio. Ci sono stati fatti proprio degli interventi che sono costruzioni di piste ciclopedonabili perché permettono il turista comunque di viaggiare in bici, quindi lungo il territorio. Sono stati fatti degli interventi di ripristino attraverso i consorzi di bonifica o altri beneficiari di strutture che erano obsolete, che però sono state risistemate e rimesse a posto, quindi ridonate a quello che è una città, a quello che è un paesaggio normale. Sono stati fatti interventi da parte di comuni, di piazze, ma addirittura di quelli che sono delle strutture che oramai erano in disuso. Mi viene in mente la Corte Benedettina, ad esempio a Corezzola, che altrimenti non si sarebbe potuto fare degli interventi, e attraverso questo sono stati valorizzati. E questo non fa altro che avvicinare, ripeto, come dicevo prima, la gente al territorio, perché questi sono dei luoghi ricercati, spesso e volentieri, e permettono comunque di far capire come si sviluppa anche l'ambiente agricolo diversamente da quello che uno si immagina, perché queste sono delle cose molto importanti da mantenere. Ecco, lo step successivo qual è stato dopo aver costruito questi percorsi, ripristinato? Allora, lo step successivo, ci sono dei progetti adesso ad esempio tipo il Tour River o tipo l'Open Market, che sono dei progetti di valorizzazione. Allora, l'Open Market è un progetto che abbiamo messo in piedi, che è la valorizzazione di mercati rionali, locali, che hanno perso moltissimo charme. Adesso invece attraverso questo progetto cosa si fa? Si fa sì che chi partecipa possa nel suo banco fregiarsi di un titolo che è l'Open Market, perché in quel banco dice: io qui ho un prodotto, è un prodotto locale, è un prodotto italiano, e quindi è un prodotto che, se riesce a essere venduto, non fa che agevolare quello che è la filiera italiana e quindi la filiera anche di quel territorio. E questo è uno dei progetti molto importanti che stiamo portando avanti. Sì, per non perdere, diciamo, quei mercatini che hanno una connotazione che comunque è tipica, no? Che altrimenti si va snaturando, diventano... I mercati si sono già snaturati, perché ecco. Voglio dire, se voi andate a vedere quelli che sono i mercati rionali, molti sono stati venduti agli stranieri, quelli che sono i banchi, e spesso e volentieri troviamo dei prodotti che sono tutt'altro che italiani. Vale perché questo progetto non è solo riguardante l'alimentare, cosa fondamentale, ma riguarda tutti quelli che sono i prodotti commercializzati, sia artigianali che commerciali, perché insomma, voglio dire, le aziende artigianali che fanno prodotti italiani, mi viene in mente le camicie, i vestiti, l'abbigliamento, insomma ce ne sono molte e bisogna valorizzarle. Attraverso questo percorso si valorizzano. Tour River invece è un altro progetto che si sta portando avanti all'interno del progetto della cooperazione, ha lo scopo e la volontà di far conoscere quelli che sono i territori nostri della laguna veneziana e quello dell'entroterra, tipo quello che abbiamo visto ieri della riviera del Brenta. Attraverso questi percorsi vogliamo portare quelli che sono, noi abbiamo interessato quelli che possono essere gli operatori di settore, perché logicamente devono essere quel volano che permette di interessare tutte quelle persone che non conoscono questo, perché l'abbiamo visto proprio ieri parlando, qualcuno, io non vi nascondo che era la prima volta che facevo la Laguna Sud, e ieri sono rimasto affascinato, ecco. Ed è stata una giornata, seppur fredda, ma una giornata fantastica, voglio dire, su questo profilo. La cosa bellissima che lei ha detto, io pur essendo del territorio, poi lei presidente anche di un GAL tra l'altro, certi percorsi non li ha mai visti, non li ha conosciuti, ma non sa neanche, immagina anche, l'ha butto lì ai nostri telespettatori, ma tanto posso immaginare la risposta, che la maggior parte delle persone non conosca, non sappia neanche dove andare per poterle scoprire, o che c'è un battello che ti può accompagnare, cioè non ne ha la più pallida idea. Voi ne avevate idea? Ma certo, noi siamo molto colti e quindi conosciamo perfettamente il nostro territorio. La barca del Burchello l'abbiamo inventata noi, forse non tutti sanno questo. Eravamo i mussi che tiravano la barca un tempo. Buongiorno intanto, scusate. Allora, tu avevi detto Marco Zuin, abbiamo anticipato il suo fantasma, certo, che non c'è l'avatar. Ho avuto dei problemi col cambio d'ora, io ancora non ho capito se era in avanti o indietro lo spostamento. Ancora da ieri, penso. Allora, comunichiamo che siamo entrati nell'ora legale, quindi anche voi sintonizzate gli orologi, che non si sa mai, perché non è detto che tutti...
Perfetto, siamo qui in questo momento. No, a prescindere, di che zona sei, Marco? Guarda, io sono di Oriago, quindi proprio della Riviera del Brenta. Quindi il percorso lo conoscevi perfettamente, Lo conosco, fatto fin da piccolo. lo conosco o lo subisco. No, sono andato ad abitare in realtà nella Riviera del Brenta, quindi lo subisco in che senso? Perché è interessante anche questo aspetto, no? Cioè io sono uno di quelli che dal Burchiello rimane bloccato. Perché cosa succede? Per chi non lo sapesse, ci sono tutti i ponti girevoli sul Brenta dove poi le imbarcazioni passano. Chi non lo sapesse, non lo sanno, la maggior parte non delle lo persone, sanno, non lo ecco. sapevo nemmeno io. Esatto. Allora, il Brenta ha, nella parte diciamo della riviera ha una serie di ponti. Questi ponti naturalmente ci sono due soluzioni, o il Burchiello li sfonda o si aprono. Hanno scelto la seconda anche per praticità. E quindi tutti i ponti si aprono, alcuni ancora in maniera manuale. Cosa succede? Che se tu devi muoverti e hai fretta, passa il Burchiello, quindi vuol dire che se sei dall'altra parte il ponte si apre e tu devi aspettare. E io finora l'ho vissuta da questo lato, cioè di chi aspetta. E sa l'orario di passaggio del Burchiello, No, rigorosamente? non lo so, anche perché essendo una via d'acqua di fatto navigabile anche da privati, il Brenta, cioè chi passa con l'imbarcazione poi viene qualcuno del comune ad aprire, apre il ponte, alcuni proprio veramente manualmente, quindi lo spingono, il ponte si gira. Tutto questo visto dal Burchiello è affascinante perché intanto non sei tu che aspetti ma fai aspettare gli altri, quindi comunque questo aiuta, no? Questa è la soddisfazione più grande, forse una volta sono io che faccio aspettare gli altri, è fantastico. E quindi per la prima volta anch'io, quindi dopo 35 anni, sono salito su una barca nel mio territorio ed è stata un'esperienza affascinante. Noi che eravamo anche dal lato organizzativo, no? Questo però è un elemento che dovrebbe far riflettere, Presidente, perché giustamente lei ha detto io non ero stato nella Laguna Sud, è comprensibile. Un abitante della zona che subiva, o due abitanti della zona che subivano ma non erano mai stati. C'è un qualcosa che ci manca oltre d'Union perché altrimenti io stessa non ho mai visto questo, immagino la nostra chef non abbia mai fatto un'esperienza e questo è un po' indicativo, no? Infatti dobbiamo adoperarci perché queste cose devono essere messe in rete e questo è fondamentale. Ormai abbiamo gli strumenti che ce lo permettono. Sappiamo che chi vive di turismo e comunque chi vuol fare il turista, internet e la rete è diventata la cosa fondamentale. Ma c'è troppo, secondo me comunque nella rete c'è anche troppo di tutto. Nella rete c'è troppo, non capisci però più. se cerchi, cioè voglio dire, io ad esempio sono un internauta per questo, nel senso che ho bisogno di qualcosa, oramai mi muovo solo ed esclusivamente in internet e trovi la tua risposta. No, sapere che esiste, la cosa così, è proprio il sapere che esiste, perché al di là di chi ce l'ha davanti, io magari un veronese manco sa che c'è questa opportunità. Infatti dobbiamo divulgarla. Dobbiamo il tour operator che abbiamo portato in questi 2 giorni deve permetterci anche di fare questa operazione qua. È palese che non basta il passaparola, non basta, e dobbiamo comunque adoperarci per fare queste due operazioni. Questi tipi di strumenti che noi mettiamo a disposizione servono anche a questo, insomma, per cui l'operazione che noi dobbiamo fare attraverso il tour operator, come abbiamo portato ad esempio giù a Cavarzere e quant'altro, è proprio un'operazione per far conoscere dal vivo queste cose per dopo poterle trasferire anche nelle loro agenzie, perché altrimenti non riusciamo. Scusa Elena, c'è però una soluzione a questo problema per far conoscere il territorio, basta avere dei parenti dal sud o dall'estero, perché quando ti vengono a trovare una settimana e si piantano a casa tua, cosa fai? Scusa Pippo, vedo che ti è piacere di ricevere. Sì, amo i miei parenti dall'estero, sì. Si piantano a casa. Si fossilizzano a casa. Allora, in una settimana, allora, il Santo, ok, Prato della Valle, San Marco, poi ti sposti verso Venezia, però il quinto giorno non hai più alternative. La fantasia, Laguna, Riviera del Brenta, perfetto. Quindi invitate i vostri parenti, questo è il messaggio. È vero, tante volte quando viene a trovare qualcuno, sempre i soliti porti. giri e non viene in mente una cosa del genere. Certo, tra l'altro se non avete parenti del sud, Pippo vi dà i suoi. Sì, mi sta volentieri anche 15 giorni. Certo. Questo può essere un suggerimento, un'idea. Tra l'altro per tutte le età a questo punto, perché qui stiamo parlando di muoversi per i fiumi, quindi col battello. Mi sembra di sì, no? Ieri l'esperienza che abbiamo fatto credo che sia stata unica, avevamo dai ragazzini di 9 anni alle persone più mature, 50-60 anni, e credo che sia anche l'esperienza, tra l'altro l'ho trovato molto rilassante, ripeto, al di là dell'aria che ieri era una giornata stupenda ma era fredda, però era molto rilassante vederlo, il silenzio totale, la possibilità di vedere questo paesaggio, vedere
una fauna selvatica che era più unica che rara e vedere anche quella che era una flora, vedere anche gli interventi che si sta facendo sulla laguna, perché logicamente questa laguna va preservata per quella che è, no? E i cambiamenti climatici comunque stanno portando a quelle che sono ad alcune problematiche e abbiamo visto ieri invece che si sta intervenendo in maniera molto importante per mantenerla, a maggior ragione bisogna farla conoscere. Portare e passare una giornata lì io credo che sia completamente staccarsi da quello che è il mondo reale, dalla corsa completa che facciamo tutti i giorni e valorizzare un ambiente che noi solitamente vediamo o dalla spiaggia, la vediamo lungo la strada che porta a Chioggia, diciamo è bella però alla fine non la si fa. Un aneddoto, io ho un amico che quest'anno si è preso una barca per la laguna e lui quest'anno non si è mai mosso da Venezia, ha fatto solo ed esclusivamente tutti i fine settimana a Laguna e mi ha invitato 1000 volte, ma per 1000 volte non ci sono riuscito ad andare, ma ha detto per me è la cosa più bella del mondo, è un territorio fantastico, con una barca semplicissima che poi ieri ci raccontavano che il fondale è una cosa minima, perché ieri si viaggiava su un fondale di 80 centimetri, quindi le barche devono essere delle barche apposta, e quindi è anche poco pericoloso sotto questo profilo, però insomma abbiamo visto una cosa che deve essere raccontata con questo ottimismo e con questa enfasi. Dopo vado anche, tanto tengo in sospeso, dopo andiamo anche alla chef, perché dopo sentiamo anche le sue impressioni. Torniamo a voi. Siete stati in questo evento di presentazione anche protagonisti in qualche modo, quindi avete avuto un ruolo importante. Come lo raccontate questo? Allora, abbiamo realizzato un contest fotografico. Cos'è contest? Esatto, che è una parola difficilissima. Qualcuno ci ha mandato una foto, che è molto più semplice. Questo è il contest fotografico. Quindi Facile. uno manda una foto, contest. E si chiama Allora, contest. nel nostro canale Facebook, che è molto attivo, noi ogni giorno scriviamo tantissimo, abbiamo chiesto alle persone che ci seguono di condividere con noi una foto con un sorriso nel tuo territorio o con una foto divertente dove il territorio facesse poi da sfondo. Esempio, ci hanno mandato una foto di una ragazza in accappatoio con la cuffia e gli occhiali da mare e fuori dalle mura di Montagnana, che è una città murata in provincia di Padova, dove si stava per tuffare col titolo "C'era una volta un fossato". Ecco, per noi questa è la... Che il fossato non c'è più, naturalmente, però... si è fatta malissimo. No, non si è buttata dopo. Okay. E quindi hanno condiviso con noi... Quindi anche la creatività, cioè cercare di essere creativi, ironici, facendo... qua ci sono, ecco qua la signora, la ragazza che si sta tuffando. Valentina, ricordo anche il nome, oppure questa che noi abbiamo intitolato "Quando si dice stare in colonna". Ecco, e, insomma, ci sono tutta una serie di foto che ci sono arrivate in questi giorni. Quindi... Questo non la commentiamo perché abbiamo dato un titolo, non so se in TV a quest'ora si può dire, ma... Esatto, prega Ma che noi possiamo me gira. Prega che noi me gira, esatto. Riferito naturalmente a, chissà, ai Ferrero Rocher dove è seduto. E per dire che hanno condiviso con noi queste foto e il premio era poi condividere con noi un viaggio, un giorno in Burchiello, un giorno nella Laguna Sud, e quindi una quarantina di persone poi hanno partecipato a questa iniziativa ed è stato molto bello. Io che ho condiviso poi il sabato in Burchiello, invece ieri, proprio per cercare di far stare tutti, abbiamo tenuto posti, insomma, per tutti. Ecco, che impressione hanno avuto queste persone? Siete riusciti a carpire qualche cosa? Ma dalle mail che ci sono arrivate, specialmente infatti. dopo, allora il clima durante la giornata, mi ha raccontato Marco, è stato comunque bellissimo da scolari in gita, in amicizia proprio. Poi la cosa ancora più bella è vedere le mail che ti arrivano per ringraziarti, uno per aver fatto scoprire un territorio, no? Quindi quello che dicevamo prima. Ma poi anche per il clima di divertimento che c'era, per il clima di benessere che abbiamo un po' costruito grazie alla bellezza del paesaggio, ma anche grazie alle degustazioni. Adesso ci arriviamo. A noi è piaciuta l'idea di coccolare le persone in quelle 4 ore, come deve essere fatto, quindi qualcuno ti racconta il territorio che stai attraversando. È proprio la differenza, dicevo, quel giorno tra il passare o vivere un territorio. E noi abbiamo cercato di farlo vivere. Come si fa a vivere un territorio? Intanto conoscendo quello che attraversi, per cui qualcuno, una guida molto brava e preparata, ci ha raccontato le ville che stavamo attraversando, cosa stavamo vedendo, il funzionamento dei ponti, e immagino è stato lo stesso ieri in Laguna Sud. Una chef ci ha preparato prodotti stagionali e locali per far poi degustare anche quello che il territorio ci offre, e quindi per noi è stato il bello e poi quello che hanno colto le persone a casa, insomma, da Ecco, casa. tra l'altro, e questa è una cosa, può essere anche uno stimolo,
Dopo arriviamo a questo, dopo la pubblicità. Però stavo pensando, l'avere due, vabbè, la fortuna di avere due attori comici, E un belli attore soprattutto. belli, Sì. di fascino, di charme, insomma, è anche Diciamo così. un'attrattiva. Però crea gruppo, crea atmosfera, eccetera. Ed è almeno per, ma un po' per tutti quanti, è sempre un fattore di attrattiva. Quindi l'evento che si va a creare anche con poca cosa, perché non hanno organizzato uno spettacolone che lo diventa certo. impegnativo, il cantante, eccetera, ma una presenza però simpatica che crea quella battuta, quel sorriso, che può rendere anche il modo di fare una visita accattivante. Può essere una proposta, naturalmente, può essere Può anche essere una proposta, un'occasione difatti, anche... no, credo che sia un format da ripetere anche esatto. su alcune cose, ma hanno detto bene ieri, cioè in questi 2 giorni, le persone che hanno partecipato hanno avuto anche modo di interloquire tra di loro, quindi non è stata una cosa asettica, ho visto un territorio insieme a delle altre persone, no, si è avuto anche modo di discutere, di parlare in maniera molto familiare, e quindi anche il gruppo è stato un gruppo che alla fine insomma non è stata una cosa così tanto per fare, e credo che questo debba essere un format che deve essere ripetuto in questo nostro anche in questi contesti, perché ti permette anche di viverlo diversamente, no? Spesso e volentieri quando si vanno a visitare dei territori, insomma, incroci delle altre persone, ma non gli dai il peso che devi dargli. Questo invece permette anche di comunicare, cosa che spesso e volentieri ultimamente, insomma, anche attraverso quegli strumenti di cui dicevamo prima, viene a mancare, insomma. Quindi avere questo momento di comunicazione, questo momento di divertimento permette anche di passare delle domeniche, credo anche con delle famiglie, in maniera completamente diversa, conoscendo questo territorio. Anche perché vorrei agganciarmi a questo, chi parla di un'esperienza che ha fatto è molto più credibile di anche di un operatore che ti racconta, perché l'idea è sempre vuole portarmi, invece no, lì io ti racconto che ho vissuto un'esperienza bellissima, e mi piace l'idea che 40 persone, quando passeranno in quei territori, vedranno quel posto in un modo completamente diverso da come lo vedevano prima. E poi si ricorderanno l'esperienza vissuta. Ma tra l'altro, voi che avete, appunto, stiamo parlando di internet, erano tutti quanti davanti al loro iPhone, eccetera, come Diciamo viene di che solito? a casa erano più concentrati nel canale Facebook, in Riviera nel canale del Brenta. Ecco, questo è stato un po' il Questo è successo, attenzione, perché ormai tutti, chiunque tu cammini per strada, la gente è solo così, cioè solo così che è attaccata a questo, e non vede neanche dove va, dove cammina, e quindi l'attenzione venga catalizzata da altro, è già un successo. Funzionavano ma per le macchine fotografiche, quindi ieri c'erano le fotografie, che era diverso. E quindi anzi hanno condiviso quel momento lì con altri che erano fuori, ma condividendo le foto niente più che meno, quindi non era, l'attenzione era fuori, non era esatto, e non è cosa da poco. Assolutamente. Pubblicità, poi torniamo insieme.